Ci appelliamo ovviamente al Ministro Salvini, che sappiamo essere una persona altamente sensibile alle problematiche delle forze dell'ordine e lo sta dimostrando da 4 mesi a sta parte. Quello che è successo a Chioggia è incredibile, 6 agenti feriti, un vero bollettino da guerra per bloccare un esagitato, un violento. Se avessimo avuto ovviamente la pistola elettrica, tutto questo non sarebbe successo. Dura la reazione del sindacato di polizia dopo quanto accaduto a Sottomarina. 6 agenti sono intervenuti in via Arnica su segnalazione di alcuni residenti impauriti perché un uomo nudo, alterato e violento, con ogni probabilità sotto l'effetto di droga, stava distruggendo casa. Quando sono giunti sul posto, i 6 agenti hanno faticato a tenerlo a bada, tanta era la rabbia. Nemmeno lo spray urticante è riuscito a neutralizzarlo. Alla fine è stato domato, ma tutti gli agenti intervenuti sono rimasti feriti con prognosi che vanno dai 5 ai 20 giorni, ma i tempi di guarigione per alcuni potrebbero anche essere più lunghi. Ha operato in maniera veramente professionale e si sono fatti male, ma per fortuna sono riusciti a bloccare la persona con molta fatica senza causare delle lesioni a questa persona, perché se ovviamente si causavano delle lesioni a quella persona, con il classico nome, atto dovuto, magari si trovavano indagati per lesioni anche a loro volta. Per l'uomo è scattata la denuncia. Anche per questo il sindacato ribadisce la necessità di dotare del taser gli agenti delle volanti e quelli deputati al controllo del territorio. Da anni e anni che ormai tutti i sindacati di polizia lo stanno chiedendo. Il ministro Salvini ha capito l'importanza di questo strumento, è partita la sperimentazione da più di un mese, sperimentazione che sta avendo effetti altamente positivi e per questo chiediamo di accelerare l'iter e di dotare tutte le forze dell'ordine, ovviamente gli agenti che controllano il territorio, parlo delle volanti, della polizia stradale, della Polfer, di questo strumento che è altamente necessario per la nostra sicurezza e per la sicurezza ovviamente anche delle persone che in questo momento devono essere bloccate. Ecco.